a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 alle Valposteria. Un ringraziamento a tutti gli spettatori di buona prosecuzione di serata. Secondo shootout consecutivo di Adam Dennis, strepitoso. Molto bene. Vittoria importantissima che ci consente di disputare Final Four della Coppa Italia. Dopo anni disputiamo una Final Four di qualcosa, intanto questo è già un bene. Ma insomma, parli te, parli tu. Vai. No, beh, una partita dove si è sofferto nei primi 10 minuti e poi preso le misure di un Asiago, secondo me non comunque irresistibile, insomma una vittoria portata a casa comunque con merito e insomma senza rubare niente a nessuno. A parte Adam Dennis, a me piace sempre Marco Tatinen, che anche la partita scorsa ha fatto secondo me una gran partita, e Yanni Forstrom, che non riesco a capire, il gladiatore, non riesco a capire come fa, ma è un trattore proprio, secondo me è il migliore in campo insieme a parte a Dennis, che insomma, nei primi 10 minuti ha fatto quella serie di parate là che testimoniano ancora di più che è il miglior portiere del campionato. Fine. I numeri gli daranno ragione prima o poi. Sicuramente. Angelo? Diceva un mio collega allenatore franco-canadese del Quebec, un certo La Palisse, che se il mio portiere para tutti i tiri io la partita non la perdo. E questa è una gran verità, La Palisse aveva ragione. Che stavo scherzando, è un generale di Napoleone sulla cui tomba hanno scritto, c'era una piccola poesia e finiva pochi minuti prima di morire La Palisse viveva ancora. E da là le cose alla palissiana. Ah, ok, anche della cultura facciamo quindi cultura. Direi una verità evidente. Servizio aggiunto. Se il portiere para tutto la partita non si perde, e Adam Dennis quando è in forma, aiutato dalla squadra finalmente aiutato dalla squadra, ma quando è in forma come in questo periodo, ragazzi, prende anche le mosche. Stasera abbiamo visto una serie di interventi, alcuni dei quali andrebbero mandati alle scuole portieri. Sì, alcuni interventi sono di pura tecnica, alcuni altri di incredibile istinto, e dà tranquillità, trasmette sicurezza, dà la possibilità ai compagni di giocare in maniera tranquilla, dà sicurezza, dà certezza là dietro, questo è importantissimo.
A me è piaciuto molto per la motivazione che sempre non ha il buon Adam. Sì, è vero. È evidente che non ha sempre le stesse motivazioni, ma quando le ha, come stasera, ha fatto, fare delle cose. ha fatto delle cose, ragazzi, che è veramente difficile vedere sui ghiacci italiani. In una sola azione nel terzo tempo, nel secondo tempo, entrando alla blu là, ha superato un 1 contro 1 in maniera impeccabile il difensore, facendogli vedere il disco da una parte e poi dall'altra, poi non facendogli vedere più niente. È scomparso, lo ha ipnotizzato, lo ha messo veramente nella situazione peggiore per un difensore. È arrivato davanti il portiere, una finta, lo ha superato sulla sinistra, si è messo in una situazione che non poteva quasi più vedere la porta. Nonostante questo è riuscito a tirare, la porta l'aveva presa, solo un grande intervento di Lerch gli ha portato via la soddisfazione di un altro gol. È un portiere buono Lerch, il nostro Adam Dennis è sicuramente migliore. Credo che l'Asiago rimpiangerà bellissimo, perché questo è un portiere molto diverso da bellissimo e lo vedo meno sicuro in alcune Pondro, situazioni. finisci te l'intervista. Tacca il ricolpa. Vai Angelo. Beh, praticamente l'intervista l'avevamo finita, non è che non mi fido di Pondro, mi fido. Ah, boh. Più di Matteo addirittura. Ah, beh, grazie. Possiamo parlarne male, adesso non c'è. No, infatti, giustamente. No, un Ale che può pensare in grande se gioca bene a livello difensivo. E questo è il segreto, la chiave. E poi giocare semplice. È inutile andare a complicarsi la vita con delle cose strane quando si può fare una cosa semplice subito. Facciamo la cosa semplice e funziona. 10 come voto ai power play. È una cosa bellissima vedere un power play che funziona con diverse opzioni, non con una sola. Quando c'era qui Faulkner, il power play dell'Allega era ottimo, però la soluzione finale era una sola. Faulkner vicino al portiere, tiro al volo, gol, quasi sempre. Quando gli avversari hanno capito questo, e mi riferisco al Brunico di Stefan Mairi quando gli ha messo Villait appoggiato sulla schiena di Faulkner, appena arrivava il disco in zona, una botta sulla schiena, una spinta, un colpo nei pattini, un colpo sulla stecca e l'occasione andava a Remengo. Adesso le opzioni sono diverse, ce n'è più di una, è difficile per gli avversari riuscire a bloccarle tutte. E poi è un power play che funziona bene perché c'è la tranquillità, si può pensare di far girare il disco con tranquillità. E un Alex gioca così in maniera difensiva, concentrata, come ha fatto stasera e come ha fatto ancora di più col Bolzano, può andare a Cortina e portare a casa punti. Se appena si scopre diventa molto molto più difficile. Aiutiamo Dennis e Dennis aiuta tutti. Questo è quello che vi dico. Bene, ciao Angelo. Ciao a tutti.